Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo ormai giunti all'ultima giornata di questa 16ª edizione del Cabudan de Sos Poetas. Sono qui anche per ricordarvi che se volete sostenere il festival e se volete farlo crescere, potete sostenerlo grazie acquistando il merchandising che abbiamo preparato per l'edizione, oppure acquistando un libro che abbiamo stampato in questi ultimi anni, o ancora sostenendo il festival con una piccola donazione. I libri degli autori li potete trovare qua nel banchetto organizzato dalla libreria, oppure nella libreria che è stata organizzata nel salone parrocchiale di fronte alla chiesa principale. Ancora tutti gli appuntamenti sono in streaming nella pagina Facebook della Settembre dei Poeti e sono trasmessi in diretta su Eia TV. Per il primo appuntamento della sera abbiamo pensato di regalarvi un incontro all'insegna della gioia. 2 sono le ospiti. Sul palco del Cabudanne Isidora Tesic presenterà Il giardino della gioia, l'ultimo libro della poetessa Maria Grazia Calandrone. Buona serata. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti anche con questo sole, anche in questa emergenza. Ringrazio l'organizzazione del festival per aver perseverato nella organizzazione di questo incontro e naturalmente grazie a Maria Grazia Calandrone che ci ha raggiunti. Maria Grazia Calandrone è una delle voci più interessanti e più intense della poesia contemporanea italiana, poetessa, scrittrice, autrice, ma anche in realtà giornalista, drammaturga e inoltre conduttrice e autrice per Rai 3 e collabora e scrive per il Corriere della Sera. Ha pubblicato numerosi libri sia di prosa che di poesia per Crocetti Editore, La scimmia randagia, ma anche Serie fossile che mi sembra verrà ripubblicato quest'anno. Il bene morale, invece per Mondadori, Il giardino della gioia, che è il libro che naturalmente siamo qui per presentare. Il giardino della gioia è un libro, oserei dire, pleomorfo, sia nella sua forma, poiché si compone di prosa e di poesia, ma anche di fatti di cronaca che si compenetrano e danno origine a una materia viva, a una molteplicità che proprio nella varietà e nella convivenza di questa varietà trova la sua potenza. E allo stesso tempo anche nella conformazione che dà al mondo per coloro che lo leggono e vi si incamminano, a beneficio poi del dolore, del bisogno, dello stupore di coloro che lo leggono. La letteratura, ma soprattutto la poesia, mi sembra, fin dagli inizi del tempo è nata come forma di battesimo, per dare nome a cose che sono innominate e che ci abitano. E dando nome a cose che senza nome sono, danno anche origine, plasmano, modificano i paesaggi interni ed esterni del nostro cammino, danno coordinate temporali, danno coordinate spaziali e allo stesso tempo danno modo di creare una capacità di espressione e una capacità di compassione intesa nel senso di sentire con. Sicuramente Il giardino della gioia è un libro che dà forma a tutto questo e ci restituisce a noi stessi con la sensazione che tutto quanto è stato preso in prestito da qualcosa di inafferrabile e di maggiore, che in realtà ci appartiene, al quale noi tutti apparteniamo. È un libro da una lingua estremamente potente, è una lingua che è scortica, che toglie scorie, toglie la scorza e lascia quello che è la nuda vita, l'osso, il nucleo più prossimo di quello che riusciamo a sentire. Ed è allo stesso tempo una lingua fatta per essere letta ad alta voce, come tutti gli incantesimi, per dare origine a quello che è reale e renderlo reale ciò che in realtà è vero. Ecco, dunque, a me nella lettura è venuto in mente un passo, un estratto di Albert Camus che scrive nell'Estate e altri saggi che esiste una volontà di vivere senza rifiutare nulla della vita. Sì, c'è la bellezza e ci sono gli umiliati. Per difficile che sia l'impresa, vorrei non essere mai infedele né all'uno né agli altri. In realtà vengono in mente anche i versi di Jorge Luis Borges, dove il mio nutrimento sono tutte le cose, il peso preciso dell'universo, l'umiliazione, il giubilo.
Ecco che quindi vorrei porre una domanda a Maria Grazia Calandrone, dove vorrei sapere se essere esposti alla vita in una maniera, per così dire, inappellabile, può essere uno dei modi per chi legge, per chi l'ha scritta, di adempiere a questa raccolta. Buonasera e grazie infinite per quello che hai detto, grazie per l'ospitalità in questo posto così bello, così anche questo che scortica in tanti piedi per raggiungere i luoghi, davvero molto bello. E anche qui, tra l'altro io conosco abbastanza bene la Sardegna, ho 2 figli fatti con un papà sardo, per cui conosco la dolcezza e la ferocia, no? che unisce, che vengono unite in questo popolo. E tu dicevi anche una cosa che è poi come si modifica la realtà attraverso il pensiero. E sappiamo dalle neuroscienze che si modifica il cervello fisicamente attraverso l'apprendimento, attraverso l'allenamento, e quindi quello che tu dici sicuramente è vero, no? Noi possiamo reinventare la realtà, reinventare il mondo pensandolo, immaginandolo con uno sforzo collettivo ove possibile. Ma per rispondere a quello che tu mi dici e mi chiedi, come tenere insieme oltre che dentro se stessi, essendo ciascuno di noi un impasto inestricabile di bene e di male, come tenere insieme nella poesia, come tenere insieme... Allora io ho portato due brevissime letture, una dalle Elegie Duinesi di Rilke, no? A proposito di questa tua richiesta. La prima elegia proprio di Rilke comincia: ma chi se gridassi mi udrebbe dalle schiere degli angeli, e se anche un angelo a un tratto mi stringesse al suo cuore, la sua essenza più forte mi farebbe morire, perché il bello non è che il tremendo al suo inizio, noi lo possiamo reggere ancora, lo ammiriamo anche tanto perché esso calmo sdegna distruggerci. Degli angeli ciascuno è tremendo. A distanza di molti anni e da un altro luogo completamente, Jory Graham scrive una cosa che mi piace leggervi perché dice la stessa cosa in un altro modo. Lo dice Jory Graham è nata a New York nel 1950, è una scrittrice contemporanea, e ci dice lo stesso che ci diceva Rilke. Vedi che gli angeli, sta parlando del Noli me tangere, di Cristo che risorge. Vedi che gli angeli sono venuti a sedersi su questo interim per un po', sono discesi a spezzare la fissità, gli spigoli acuti di questo sepolcro spalancato, hanno portato qua giù le loro velocità come musiche per intonarle all'ascolto. Le loro vesti, l'ampiamente bianca, scivola agli angoli, cadendo di qui e poi di là sopra le gradazioni, sopra i solfeggi di marmo. E qui... No, tu pure parlavi di qualche cosa che è più grande, che sta oltre, e anche Lee Masters, quando parla del Richter il giardiniere, parla di questa presenza bianca, no? Tutti i poeti alla fine dicono, sentono, percepiscono la stessa cosa che è impossibile a dirsi, e infatti si insiste a dirla. I brevi testi angelici premono nei veli, la forma creata preme nell'abito gonfio di vento. Tutto il pomeriggio ho guardato i grandi uccelli rossi che qui continuano ad attraversare né per gioco né per fame i vuoti che fanno il nostro recinto d'anelli, schiacciandosi stretti contro il metallo, infilandoci a forza corpi e ali, da quel che finisce a quel che sta per finire, dalla luce che avvolge l'acciaio e le sue leghe alle parole per dirlo come una veste o una gloria, e tutto sale nella profonda, insopportabile rarefazione. È quasi primavera, il segreto non può essere trattenuto, vuole rivelarsi, vuole essere una bugia. È dunque così? È questa la legge della libertà, che debba vederlo ma non possa toccarlo? Sotto i soldati dormono il loro sonno puro e profondo. È luce lui, divenuta ostile, la mano alzata in collera e carne, così disperata da fuggire, da trascinare via il suo proposito. Allora, se
la carne contraddice lo spirito, se gli angeli sono tremendi, se Isidora parla di questo bene e male che si intrecciano, effettivamente è una constatazione evidente che questo libro vuole in qualche modo registrare, nel senso che Il Giardino della Gioia è un libro che parla proprio dell'essere tremendo di ogni bellezza, del rovesciamento dell'amore in disamore, non solo in disamore, ma anche, come tu accennavi, in capacità di compiere il male con coscienza e con volontà. Fino poi, diciamo, è quasi un libro narrativo, fino poi a sciogliersi in una cosa che io ho imparato, poi magari ne parliamo, lo leggiamo, ho imparato lavorando con i migranti, il puro esistere. Il puro esistere significa il riuscire ad apprezzare il fatto di esserci. Dunque, a proposito proprio di questo contrasto che c'è quindi tra bene e male, chiaramente trascendendo dal binomio che ripercorre tutta la storia della letteratura, della poesia, ma anche della religione, Vassili Grossman scriveva che la vita non è il male, eppure il male, soprattutto la spietatezza del male, l'efferatezza del male, il disamore e anche il dolore sono una costante della vita umana. Ecco, in questo caso il rovescio della medaglia, quindi il bene, lo stupore e la gioia, come si rendono indiscutibili? In poesia e naturalmente poi anche nella vita. Beh, questo è un tema, no? Cioè, io sono gramsciana, particolarmente l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Essere ottimisti non significa essere ingenui, significa riuscire ad avere la forza di scavalcare quello che vediamo. No? Chiunque di noi, per esempio Wisława Szymborska, che io per prima, quando ho letto le prime volte, mi sembrava troppo semplice, mi sembrava troppo superficiale e non capivo quanta disperazione lei avesse dovuto attraversare per poter essere arrivata a quella leggerezza, che non è superficialità, è la leggerezza, è riuscire come dire, non a sorvolare nel senso ma a sorvolare nel senso di passare oltre, non a sorvolare nel senso di trascurare, di tralasciare, passare oltre, guardare, innalzare lo sguardo alla Dickinson, che però non era leggera per niente, anzi ma era ironica, era molto ironica e anche sarcastica spesse volte. Comunque innalzare il proprio sguardo al tal punto da poter comprendere questo bene e questo male e riuscire comunque a leggere e a individuare, a intercettare quella scaglia d'oro, non so come chiamarla altrimenti, che c'è in ogni manifestazione umana, forse no, però che c'è nella maggior parte delle manifestazioni umane, o comunque riuscire ad incantarsi perché il mondo splende nonostante tutto, nonostante noi, nonostante quello che noi gli facciamo. E questo è appunto questa forma di ingenuità, no? Di idiozia. In un altro libro ho fatto una specie di apologia dell'idiota, ma non sono evidentemente la prima, dell'idiota dostoevskiano che riesce a spalancarsi in questo stupore. Anche la Szymborska alla fine sono poeti dello stupore e del canto della bellezza nonostante tutto. E a questo proposito, siccome dicevamo, forse avevamo un po' pensato di strutturare mescolando letture e poi facendo una lettura finale, poi ovviamente chiunque di voi voglia fare delle domande, io sono molto contenta di rispondere se ci sono curiosità, e penso anche Isidora. Vi leggo una poesia che un po' riassume questo canto nonostante tutto. E si intitola infatti La città canta. Ed è stata scritta a Sarajevo, luogo dal quale poi è uscito nella mia mente un poemetto lungo, insomma, perché è una città che reca tutti i segni ancora della guerra. Taci, amore che ridevi,
per la gioia di vederla apparire dal fresco del portone nei mattini di giugno aperti come campane. Tace, la piazza dell'Alimentari, dove nessuno conosce la ragazza vestita d'azzurro con il suo amore nuovo. Amore di campo e di panchina chiaro che scoppia all'improvviso nel silenzio d'aprile improvviso e chiaro. La prima volta hai preso la parola sulla rampa dell'Eurospin. Fu un tardo pomeriggio di primavera. L'energia nucleare risuonava dalle condotte idriche, girava attorno ai pali come un vento che faceva cantare la città. Un costone calcareo crolla nell'Adriatico, sembra che dalla spiaggia delle due sorelle sia salita per giorni una corda di fumo, una sequenza di simboli, una discarica. Siedi fra i tigli aperti come stelle nella notte di giugno e taci col tacere delle bestie, con il muso sfiora la terra, brucia nell'erba come la pietra e taci con amore. Allora questo amore nonostante il disamore è credo una lezione che ho imparato. Dunque io vorrei approfondire un attimo un tema, o meglio una triade di temi, un trittico che si ripercorre nell'intera lettura del Giardino della Gioia. Cioè dunque esiste la pietà, la compassione e quelli che tu nella sezione Spam Poetry chiami organismi disabitati, luoghi deserti dall'apparenza umana. Ecco, io vorrei sapere come conciliarli in poesia e naturalmente non solo in poesia, poiché la congiunzione tra vita e poesia è innegabile, dunque vorrei che ci raccontassi. Allora, quella si chiama Spam Poetry proprio perché, perché non si può fare poesia. C'era una mia amica, nonché grande poetessa, Paola Febraro, che ha scritto, adesso vi vedo, ok, che ha scritto dei versi nei quali diceva appunto io non vi auguro che vi succeda niente di male perché così io poi ci posso fare le poesie. Allora, questo è un tema ovviamente che attraversa i poeti, no? Delle volte vengono accusati di opportunismo e che sembra che girino sopra le disgrazie per poterle raccontare. Ecco. Allora, siccome non si può estetizzare il dolore, infatti l'antico adagio di Adorno, no? Che dopo Auschwitz non si sarebbe più potuta fare poesia, era un equivoco che peraltro egli stesso ha smentito dopo 15 anni. Era un equivoco perché la poesia non è estetizzazione, ma nel caso di Spam Poetry, che parla di casi di Emanuele Orlandi, Pietro Maso, insomma di casi molto pesanti, Nadia Frigerio, la matricida, non mi sono sentita cioè ho lasciato appunto come dicevi tu, ho cercato di lasciare le cose nude soltanto facendo poesia con gli intervalli, no? Come con i silenzi musicali, ecco. Perché effettivamente mi sembrava poco etico cantare su questi argomenti. Ma ho inteso fare questa indagine sul male perché credo che sia necessario, per non compiere il male, conoscere molto bene il male che ci abita. Quindi diciamo che questa parte, ora non dico che noi siamo tutti assassini, mo ci mancherebbe, però potenzialmente sì, e questo è un pensiero che già è fatto da tanto tempo, ma non sono io evidentemente la prima a farlo, ragionando sulla Shoah, ragionando su come delle persone normali potessero compiere quello che è stato compiuto, azzerando quel meccanismo che oggi si chiama empatia, che tu chiami compassione, quel meccanismo che ti fa riconoscere l'altra persona come avente gli stessi identici diritti tuoi e le stesse tue emozioni, sentimenti, pensieri e capacità. Quindi se si spegne quell'interruttore lì, allora si può compiere qualsiasi cosa. Perché si spegne quell'interruttore lì? Non lo so, ho cercato di capirlo, appunto ho letto atti del processo, tra l'altro ultimamente ho fatto anche un lavoro su Simonetta Cesaroni che chiude un libro di inchiesta molto bello di Igor Patruno, anche lì
perché? Non lo so, non l'ho capito, non riesco a capirlo, però la cosa che so è che a un certo punto quel meccanismo si interrompe e quindi non riconosci più Emanuele Orlandi come un essere umano o il pezzo appunto come un essere umano e lo snaturi e lo disumanizzi proprio a questo scopo. E quindi attenzione, dico, perché insomma non so come succede, ma può succedere, e può succedere anche nel disamore, che poi no, si parla, questa è l'epoca del narcisismo, no? Si dice che questa sia l'epoca del narcisismo, per cui improvvisamente delle persone diventano delle altre persone. Ecco, quel vuoto che abita alcuni di noi è pericoloso, è un vuoto che dovremmo poter riconoscere dentro di noi per primi, non è il vuoto poetico, non è il vuoto che serve, no? Quello spazio grande, quel silenzio grande che serve per raccogliere, per ascoltare le parole che arrivano o le immagini che arrivano e che si traducono in parole. È il vuoto che ha bisogno di divorare e che ha bisogno quindi di fare del male. Quello bisogna fare attenzione. Ora non è che mi voglio fare, sembro un sacerdote, non voglio fare questo, però c'è questo grido di allarme perché l'ho visto accadere da molto vicino e questa cosa mi ha preoccupata. Nella poesia Pasto nudo si ha un inizio con la frase che a me ha colpito particolarmente, ossia: il bene che portate ci farà male, quando voi ve ne andate lo Stato ci abbandona, ed è stata pronunciata dai ragazzi del carcere minorile di Nisida, dove penso tu abbia tenuto dei laboratori di poesia o comunque degli incontri. Sì, era il premio Napoli, eravamo con Bonfoy, siamo andati lì a fare un incontro. Noi tutti andiamo a Nisida, noi insomma, lui molto meno di me perché è estremamente più intelligente e aveva più esperienza, però no, ogni volta che uno va nelle carceri ha voglia di portare, e effettivamente era ancora nel 2010, 10 anni fa, e loro dissero proprio questo, attenzione perché così ci fate del male, perché lì avevamo davanti dei ragazzini che erano tutti assassini perché stavano lì per quello, e alcuni avevano dovuto uccidere come rito iniziatico per poter dimostrare di essere uomini, e poi noi gli andiamo a leggere le poesie e poi loro tornano in quella realtà, e se non c'è uno Stato che li accompagna effettivamente è un dolore, e questo fammi la domanda perché poi no, in realtà la domanda era poi perché chiaramente da questa frase è un'apertura per dei versi che seguono, che sono estremamente feroci ma anche luminosi, e si parla di questa, o meglio c'è questa ricorrenza della solitudine come una persecuzione, dove c'è questa anche differenza tra la solitudine dei mai amati, degli amati una volta, e poi di quelli che sono i senza mondo. Ecco, io vorrei sapere anche, chiaramente il racconto era per sapere di questo incontro e poi il perché di questa solitudine e soprattutto il perché di questa denominazione della solitudine. Beh, allora, c'è una poesia, ho nominato poc'anzi Nadia Frigerio, no? Che è questa donna che ha ucciso una madre che la maltrattava moltissimo da sempre. E questo non so bene se chiamarlo poemetto racconto, insomma, su Nadia Frigerio si intitola Magari non mi avesse mai abbracciata. E perché, come giustamente dici tu, se qualcuno ha conosciuto, c'era una frase di Salvatore Di Giacomo che mi aveva colpito molto quando ero ragazzina: chi conosce solo il male non può piangere. E ero piccola e ho detto, però è vero, questa cosa mia, ed effettivamente è moltissimo vero, e me ne sono resa conto di nuovo dopo il confinamento, diciamo, ho scritto un romanzo su mia madre adottiva, con la quale ho sempre avuto un rapporto un po' complicato, diciamo così. Ma ho sempre avuto un rapporto complicato, e quando a chi mi chiedeva raccontato, vabbè, è andata così, pazienza, insomma, è morta da 20 anni. Ma questo rapporto si è completamente sciolto nel momento in cui io mi sono ricordata quello che non avevo il coraggio di ricordarmi, ovvero quanto invece lei mi avesse amata. E con questo voglio dire che è molto più facile
essere arrabbiati, è molto più facile ricordare soltanto il male ricevuto, perché ricordare il bene, la solitudine di quelli che sono stati amati una volta e poi non più, è la solitudine più dolorosa, perché magari non mi avesse mai abbracciata. Infatti, a proposito poi no, viene un po' da, non si vede, ma viene un po' da ridere, perché la poesia poi ci porta, no, per fasi successive, tanti di voi qui scrivono, te compresa, quindi lo sapete meglio di me, ma ci porta per fasi successive a degli accostamenti al nucleo più caldo di noi stessi, e che però quel nucleo più caldo di noi stessi inevitabilmente coincide con quello delle altre persone. Per questo poi si parla dell'universalità della vera poesia, vera poi, o poesia non è poesia, insomma, dell'universalità della poesia, perché quando si sprofonda a tal punto, grazie a questo strumento, si trova, io credo, il punto di contatto con l'umanità intera, l'umanità nel suo appunto, è inutile ripeterlo, nel suo essere bene e male, tragedia e meraviglia nello stesso tempo, anche banalità e anche tutto quello che sappiamo, insomma. Altro tema fondamentale è il coinvolgimento costante con la realtà del poeta. Il confine in realtà tra poeta e l'altro e soprattutto tra il mondo esterno, le contingenze del mondo esterno e quella che è la vita sotterranea del poeta è permeabile. In Giardino della Gioia ci sono una serie di poemi, poesie, Le case infinite, che è il poema reportage sulla Bosnia, Il Gene Rosso, ma anche la poesia Sudario per Genova del 14 agosto 2018, la sezione delle poesie di Isamore. Ecco, sono tutte in stretta connessione con le contingenze esterne. Ecco, oltre alla testimonianza e all'appartenenza, cosa esercita il poeta? Io credo la lettura di una lettura analogica del mondo, ovvero la lettura di quelle che Baudelaire chiamava le corrispondenze, no? Che poi tra l'altro sono anche state verificate dalla fisica quantistica, no? Questo fatto che, sapete questo, come si chiama? Entanglement. Questo che ci sono appunto delle particelle che se hanno interagito e vengono messe a distanza di chilometri e si girano di spin nello stesso istante, quindi continuano ad avere questa misteriosa comunicazione. Ora, presumendo che tutti quanti noi e tutta la materia che compone questo pianeta e non solo viene dallo stesso, no? Allora, ecco, io credo che questo sia che è un po' quello che accennavo nella risposta precedente. Credo che il compito del poeta sia quello di mettere in luce questo corrispondere di cosa con cosa. E questa, come dire, assoluta democrazia dell'esserci. Per cui pensato così il mondo, il potere fa ridere. Se si pensa che il mondo è esploso, certo è successo tanto tempo fa, ci siamo evoluti male, però è anche vero che tutto questo noi lo percepiamo. Io sono sicura che molti di noi questa cosa la percepiscono, e questo è un modo per ripensare insieme, credo, così come dicevamo all'inizio, per ripensare insieme e modificare la materia, modificare almeno la nostra materia e quella dei contingenti, e poi, sempre per l'ottimismo della volontà, nonostante tutto. Sì, una forma di risonanza con gli altri. Sì, io penso questo, che altro deve fare un poeta? Non mostrare, non più, sì, all'inizio sì, magari mostrare che sa scrivere, che è intelligente, che sa, no, che sa, poi dopo basta, poi dopo bisogna andare all'essenza delle cose. E quindi credo, almeno questo, tra l'altro è un cammino questo che hanno fatto tutti i poeti, anche i poeti di ricerca, Gruppo 63, tutti i poeti, dopo aver fatto il loro giusto eversivo, in quel caso, cammino di ricerca del linguaggio, per poter affinare, possedere davvero lo strumento, per poter piegare lo strumento a dire qualunque cosa si voglia dire,
E in questo senso, adesso sembra di un'arroganza vergognosa questa cosa che sto per dire, ma insomma ho cercato di farlo, nel senso che in questo libro sono molti stili e molti modi a seconda dei contenuti, molte forme a seconda del contenuto, perché ci deve essere, a mio parere, una coincidenza tra contenuto e forma. Però tutti i poeti poi alla fine sono arrivati all'essenzialità, ma pure Montale, tanto gli ultimi, diaristi, Montale diaristi, Postkarten di Sanguinetti, sono arrivati all'essenzialità e al racconto di quello che stiamo dicendo. In tutte le tue poesie c'è un'attenzione alla gentilezza e alla cura, la gentilezza intesa come la consapevolezza del peso preciso di ogni atto sulla vita degli altri. E come esercizio in realtà è un quotidiano di esistere, di resistere, mi viene in mente Veglia alla cenere. Ecco, e c'è anche una tenerezza nei confronti dei vivi e dei morti che tu nomini spesso. Vorrei sapere come ci salva, come ci protegge la parola. In nessun modo. Mi dispiace, sei giovane. No, nei modi che stiamo dicendo. Per chi ha voglia di ascoltarla, per chi ha questo tipo di sensibilità, ci sono tanti modi di poi salvarsi, insomma, ci sono tanti modi. Diciamo che la poesia, la parola è uno strumento molto sottile, molto pericoloso di indagine, ecco, come stavamo dicendo. E ecco, può suggestionare, Pascoli diceva questo, può suggestionare verso il bene, può farci meglio sentire la nostra, appunto, questo nostro appartenere ad un'unica esistenza. Altro che 6 gradi di separazione, nessuno. Però va bene, questo è il mio delirio fusionale, che tu, essendo psichiatra, puoi interpretare poi in privata sede. Ma a parte questo, salvarci no, però può metterci sulla strada della coscienza, della consapevolezza e della responsabilità. Quello che tu dici, quanto appunto la gentilezza nei confronti degli altri, è una forma di responsabilità. Ogni parola che noi, avendo dei figli, me ne accorgo in una maniera vistosa, ancor più che poi con i ragazzini delle scuole, insomma, ogni parola che noi diciamo ha un peso sulla vita degli altri, soprattutto dei bambini, considerevole. Quindi saperle usare con parsimonia le parole e con precisione è importante, insomma, non ci salva, ma è importante. Ecco, dunque io vorrei arrivare in realtà a una questione che mi sta particolarmente a cuore e che poi sarebbe l'ultima domanda prima di dare spazio alle domande del pubblico eventualmente. Dunque, la vita dell'uomo, della donna che è poeta, deve essere all'altezza della promessa fatta con la sua poesia? O c'è qualcosa che poi rende, come dire, falsa la sua poesia, oppure rende estremamente bella ma con una perdita, ecco? Allora, non mi era venuto in mente, quando mi hai mandato le domande, mi è venuto in mente adesso: io cerco che la vita sia all'altezza del canto. Questa è una cosa che ho scritto in Serie Fossile, ed è vero. Allora, io non credo alle ricette da dare per la poesia, per i poeti, ma credo a quello che sento e a quello che penso e a come reagisco. E ti posso dire che se io sono umanamente delusa da un poeta non lo leggo più, perché appunto, no, esattamente come dire, continua il discorso con quanto abbiamo detto finora. E se la poesia è questo modo di farci sentire che risuoniamo gli uni con gli altri e con la materia stessa, è un falso se poi nella vita siamo delle persone disoneste. Ecco, disoneste, non cattive, perché cattive non vuol dire niente, disoneste, sleali, e allora non ha più valore, per me non ha più nessun valore umano quello che leggo, e non lo leggo più, appunto. Poi appunto gli altri, no? C'è stato questo, l'ultimo numero di Nuovi Argomenti, che era sullo straniero,
E Giunpa Lahiri mi ha chiesto un pezzo sullo straniero e io, ma straniero in che senso? Perché che vuol dire? Non vuol dire niente. Per me, intendendo il mondo in questo modo, straniero non vuol dire niente. Straniero rispetto a chi? Rispetto a cosa? Quindi, ecco, tutto questo mondo che suona insieme non ce ne frega niente della poesia, della bella poesia con una brutta persona. Adesso vorrei sapere se magari dal pubblico qualcuno ha qualche curiosità, qualche anche riflessione. O anche contraddizione. Anche contraddizione. Siamo rotti a ogni esperienza oramai. Allora magari potremmo procedere con una lettura e poi eventualmente, sempre se c'è qualche domanda o qualche riflessione, ecco, un dialogo. Allora, siccome mi è stato detto che c'è una poesia che è diventata una specie di tormentone, poi la leggerò. Adesso, aspetta che la trovo. Eccola qua. Leggo 3, che tanto sono lunghe. L'85 è il sorriso degli amanti quando si incontrano per caso a Fiumicino Aeroporto. Metà maggio, Roma, bella come un miraggio. Sul piano cartesiano dell'asfalto del corso, la tagliola del becco di un gabbiano scatta sul silenzio assoluto della preda, una tortorina comune. Osso giallo su piume cinerine arruffate, rasoterra, una stasi irreale. La natura si adatta al cambiamento. Ogni singola cellula di ogni corpo vivo obbedisce alla norma universale: ottenere il profitto maggiore col minore dispendio di energia. Non fanno eccezione 4.000 Larus Michaelis, gabbiano reale mediterraneo, che hanno colonizzato le discariche urbane. E noi, avvinti a guardare bianchi uccelli marini cacciare alla larga dal mare, corpi alieni, scheggiati, malinconici come relitti. La tortorina grigia non si dibatte, pare pronta alla fine, forse la natura ha pietà, forse le tortore, le gazzelle, i cervidi, forse tutte le prede sono provviste di una ghiandola che rilascia endorfine, anestesia, addirittura benessere, adesso che la trappola si chiude sopra la loro vita mitissima. Un dolore annunciato dalla nascita, una paura prevista sopra la quale ininterrottamente scorre il sangue della dimenticanza. La tortorina ha smesso di aspettare. Quello che doveva accadere è accaduto, è docile, non piange. Dal fondo della strada avanza l'autobus 85 che investirà la coppia. L'assemblaggio storto di rostro, collo e tensione cranio-facciale, se il gabbiano non avrà forza per sollevarsi in volo col suo muto fardello semivivo, stacco dell'occhio giallo, stacco da terra, fallito, nessuna zuffa. Il predatore di mare sgancia la preda. Il corpo molle della tortorina cade in abbandono, morta. O non ha capito di essere salva. Tutta scossa si riprende sé, la bella vita gialla di primavera. Farà un nido, si innamorerà. Per cominciare zoppica e sbanda fino al marciapiede, salva, improvvisa, perturbata sempre. La libertà l'ha avuta, impreparata. Accogliere la gioia è il mestiere di tutta la vita. Grazie. Risposta per Arturo. Se anche mio figlio ieri, col libro di grammatica greca aperto sul tavolo, sorridendo confuso fra il desiderio di non dispiacermi e il pragma della cosiddetta realtà, chiede: a che serve? Io dico a voi, ragazzi, la bellezza è gratuità del gesto, come quando vi amate, è il momento preciso in cui un essere umano si stacca da terra, si inginocchia e disegna un toro sulla parete della sua grotta a Lascaux. Così, senza motivo. O ha scoperto il modo per non essere solo
e ha scoperto il modo per non morire. Grazie, adesso leggo questa che, che piace a lei e che riassume poi alla fine tutta la chiacchiera che ho fatto fino ad ora. Intelletto d'amore. A proposito di intelletto d'amore, beh, ci sarebbe da parlare 6 anni, ma insomma, passatemela. La poesia è anarchica, risponde a leggi solo proprie, non può e non deve piegarsi a nient'altro che a se stessa. La sua legge interiore è ritmo, musica assoluta. Questo spiega la commozione che proviamo nell'ascoltare letture di poesia in lingue a noi sconosciute. Abbiamo l'impressione di comprendere, anche se non capiamo le parole, perché le nostre molecole consuonano con la musica profonda della poesia, che è la stessa in ogni lingua. Un ultrasuono, un rumore bianco, una lingua invisibile, un ronzio nucleare, traducibile per approssimazione, una sonorità che entra in risonanza con la parte più estranea e profonda delle nostre molecole e col rombo primario della materia che compone la sedia sulla quale sediamo. Come certa musica, penso al Chiaro di Luna di Ludwig van Beethoven, è un linguaggio letteralmente universale. I poeti lo scrivono da sempre, ma le recenti scoperte astrofisiche lo confermano con rigore scientifico, non più solo intuitivo. Il nucleo più profondo di noi è composto della stessa materia delle stelle, parole di Margherita Hack. Tutta la materia di cui siamo fatti l'hanno costruita le stelle, tutti gli elementi, dall'idrogeno all'uranio, sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, stelle molto più grandi del Sole, che alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio il risultato di tutte le reazioni nucleari avvenute al loro interno. Dalle scoperte ultimissime sappiamo ancora che metà degli atomi che formano i nostri corpi è materia introdotta fuori dalla Via Lattea, viene da una distanza che non si può commensurare. La vibrazione delle nostre molecole entra in risonanza materiale con la vibrazione dell'universo, fin dentro l'universo sconosciuto. Questa forza che muove il Sole e le altre stelle è quella che Dante chiama amore. La poesia intercetta il corale profondo e ininterrotto di questa forza, intona la sua voce al rombo delle stelle extragalattiche, al rombo primario della materia che compone la sedia sulla quale sediamo. È un oggetto fatto di parole, sempre d'amore, e basta. Grazie. Grazie. Ecco, dunque, forse l'ultima domanda su questo intelletto d'amore. Allora, l'intelletto d'amore, Dante dice che ragiona d'amore soltanto con alcune donne che sanno, che non è cosa da parlarne altrui. Io sono stata sempre molto espansiva, no? nel parlare d'amore, nel parlare delle mie amore, non solo amore di coppia, l'amore ecumenico, diciamo così anche. E invece no, ha ragione evidentemente Dante, non è cosa da parlarne altrui, perché per riuscire ad attraversare il mondo alla luce di questo appunto intelletto d'amore, bisogna riuscire ad unire in sé le due parti che sono nell'Occidente. Io non sono per niente non sono New Age né orientaleggiante, però nell'Occidente c'è la sofferenza della divisione tra corpo e mente, tra pensiero e sentimento. Anche in questo caso evidentemente no, non è così. E questa espressione intelletto d'amore significa, per quello che io ne ho potuto capire, a parte quello che ho scritto nella poesia, appunto attraversare alla luce della ragione d'amore, che è l'analisi delle relazioni, l'analisi del nostro essere in relazione con gli altri, del nostro essere in relazione con la materia che compone il pianeta, e questa ragione ci porta per forza di cose a sentirci appunto consuonare e quindi a amare
non stavo per dire quasi più quello che sta fuori, ma no, sarebbe scorretto, non è così. E quindi appunto questa espressione così sintetica e folgorante riassume una postura esistenziale che non è facilmente condivisibile. Dunque, se dal pubblico non c'è nessun altro intervento, nessun'altra domanda, noi vi ringraziamo davvero della vostra presenza e grazie Maria Grazia per le tue letture, per le tue risposte. Grazie a voi, ancora. Grazie a te. E allora grazie alle nostre ospiti, siamo pronti per il secondo appuntamento, il tempo di igienizzare il palco e possiamo presentarvi il secondo appuntamento, la presentazione dell'ultimo numero della rivista di geopoetica Q-Code Mag, Prospero Editore 2020, con Alessandro Di Rienzo e Cristian Elia. Giusto qualche minuto e siamo pronti. Siamo pronti per il secondo appuntamento, vi chiedo solo di rispettare sempre le misure di sicurezza, quindi non aggrupparvi, sempre rispettare una distanza tra di voi in modo da poter diminuire, evitare il contagio. Siamo pronti, buona serata. Buonasera. Io sono Alessandro Di Rienzo, sono con Cristian Elia, condirettore di Q-Code Mag, che da 6 mesi è diventata anche una rivista su carta disponibile
in libreria, reperibile in libreria. Io credo che sia doveroso un sentito ringraziamento a tutta la comunità che ha consentito quest'anno di fare Settembre dei Poeti. Ci ha consentito di partecipare, di dare un appuntamento indispensabile in un anno assolutamente difficile, e vedere tutti i ragazzi che igienizzano costantemente la sedia appena uno si muove, controllare i varchi, mantenere il numero consentito, accoglierci e guidarci a distanza per arrivare qui, organizzare tutta l'ospitalità, dall'idea di un lavoro di comunità. E quando uno si relaziona a una comunità e non a un'organizzazione, lo si avverte e fa bene al cuore. E da comunità in comunità presentiamo la comunità di QCode, che è una comunità abbastanza tipica, perché sono 300 narratori, 300 giornalisti narratori, che diciamo che Chicco rappresenta in maniera egregia, io in maniera assolutamente indebita, fanno dell'urgenza di narrare l'elemento aggregante di questa esperienza, e noi siamo qui anche abbastanza, voglio dire, con un tomo di semi-clandestinità, perché di questi 300 solo Isidora scrive poesie, o qualcun altro insieme ad Isidora, non lo so, però in un certo senso una rivista, il lavoro di Chicco, che insieme a molti di noi, anche precedente a quello di questa rivista prima telematica e poi su carta, ha riproposto l'urgenza anche di un neologismo, che è la parola geopoetica, che esiste già da parecchio tempo e negli anni 70 ha avuto un momento di assoluta diffusione, e adesso torna la diffusione di questa parola, anche se sostenuta, incoraggiata, promossa, e tra chi l'ha promossa in questi anni c'è Christian, soprattutto chi ce l'ha spiegata in questi anni, che noi sostanzialmente facevamo questo lavoro di cercare di restituire una dimensione narrativa alle persone narrate. E quindi la prima domanda, Christian, è: che cos'è QCode e che cos'è la geopoetica? Buonasera a tutti, e anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Alessandro, perché è veramente bello essere qua, e soprattutto è bello che si sia tenuto duro in un momento complicato per non perdere occasioni fisiche di incontro e di confronto. Cos'è la geopoetica? La geopoetica, appunto, Alessandro lo accennava, storicamente nasce attorno a una figura di un intellettuale, Kenneth White, un intellettuale scozzese che alla fine degli anni 70, docente di poetica alla Sorbona e quant'altro, comincia questo lungo percorso nel quale comincia a immaginare, comincia a sentire un vuoto che si andava man mano creando, con una certa capacità di anticipare anche i tempi che arrivavano. In quel decennio sostanzialmente l'idea era che le epoche precedenti si erano sempre nutrite di un forte elemento narrativo, che poi diventava un po' una sorta di codice, una sorta di matrice con la quale confrontarsi. Come per il Medioevo cristiano la figura del riferimento a Cristo e alla Vergine, come per le tribù dell'epoca delle caverne era il rapporto con l'animale e con lo spazio, per i greci era la polis e quant'altro. C'era sempre un Weltanschauung, dicono i tedeschi, no? C'è una visione del mondo con la quale l'intellettualità, il racconto di realtà, i primi esempi di reportage si confrontavano. Fino ad arrivare alle ideologie, fino ad arrivare al Novecento, al sanguinoso secolo breve e così via. Lui già intuiva, e attorno a lui un movimento di autori intuivano come si stesse progressivamente perdendo, si stava andando verso un'epoca che immaginava un grande vuoto. Ed è quell'epoca è arrivata con la caduta del muro di Berlino, dove anche quel grande equilibrio del riconoscersi in un sistema più grande veniva meno. A quel punto comincia questo movimento culturale a mettere al centro l'idea che la poetica sia una forza dinamica della società. C'è una poetica della scienza, c'è una poetica della filosofia, c'è una poetica della letteratura.
Da sempre un po' affascinati da questo personaggio, da questo tipo di discorso, a un certo punto negli ultimi anni ci si domandava in questo gruppo di persone che citava Alessandro, che è quello che ruota formalmente o informalmente intorno al collettivo Q-Code Magazine, perché non dovesse esistere anche una poetica nel giornalismo, nel nostro lavoro, perché tutti noi, la stragrande maggioranza di noi, viene da una storia personale che è molto legata a un'idea di racconto, di cronaca, di presa diretta, che progressivamente, stagione dopo stagione, anno dopo anno, è andata un po' in crisi. Probabilmente l'ultimo, noi quasi tutti veniamo da una storia che ci lega al racconto dei conflitti, al racconto delle violazioni dei diritti umani, a un giornalismo che immagina un impatto sulla società, che immagina di essere parte di un meccanismo civile di controllo delle istituzioni che tenga sempre alto il livello di conoscenza dell'opinione pubblica rispetto a determinate violazioni che potrebbero riguardare chiunque di noi. Ecco che da questo sistema probabilmente l'ultima stagione nella quale sentivi di fare la differenza rispetto alla documentazione pratica di un fenomeno quotidiano è stata l'operazione Piombo Fuso a Gaza nel 2009, un'operazione militare devastante a livello di impatto sulla popolazione civile. Chi come me ha avuto la fortuna di trovarsi a raccontare le rivolte arabe nel 2011 già si trovava di fronte a una realtà profondamente mutata. Ti trovavi di fronte a comunità intere che a un certo punto rivendicavano con un'assoluta forza e a mio parere con un legittimo diritto l'idea di essere stanchi di essere oggetto del racconto. Cioè c'era una forza enorme di richiesta di essere di nuovo soggetto del racconto, dell'autoracconto, dell'autonarrazione, possiamo chiamarla in mille modi. Di sicuro la parte tecnologica si prestava a questo tipo di discorso, i social media, l'idea che ciascuno diventa a suo modo un narratore del proprio tempo, del proprio momento, del proprio istante, contribuiva a cambiare profondamente il rapporto dei cronisti col giornalismo. Da qui c'è stato tutto un percorso di molti di noi che vedevano in questa fase storica come molto più importante l'approfondimento, il creare le connessioni, il cercare di andare indietro rispetto a questo eterno presente da Twitter, no? Da canale all news di notizie, da questo bombardamento, da questo frastuono che paradossalmente invece di creare e di materializzare l'utopia dell'informazione totale la svuotava di qualunque senso perché normalizzava qualunque cosa. L'eccesso, la saturazione d'immagine produce l'effetto contrario, produce l'indifferenza all'immagine. Allora quello che da un lato praticamente è diventato Q-Code ed è stato l'idea di un gruppo di freelance che poi è arrivato fino a 300 in questi 7 anni di lavoro, è stato quello di immaginare un giornalismo che avesse un passo diverso, cioè che aiutasse le persone a mettere in connessione i fatti. E quindi se io devo raccontare l'ISIS quando vado in Siria, io non posso fare bene il mio lavoro se non faccio capire da dove arriva questo fenomeno, perché sennò tutto diventa un oggi senza uno ieri. Ecco che a quel punto la geopoetica, quando poi ci siamo interrogati anche sul web e la carta, è tornato prepotentemente nelle nostre riunioni come elemento di discussione. Perché? Perché da un lato noi troviamo che la carta ancora anche chi fa il nostro mestiere ha una responsabilità. Il web ha tante possibilità, offre tante possibilità, ma ha anche il limite del non tenere memoria, di una grossa facilità di oblio, no? Per cui tutto viene macinato a una tale velocità da non lasciare traccia. Quindi noi crediamo che da un lato l'operazione cartaceo servisse un po' anche a rivincolarci alla responsabilità del lavoro che facciamo, alla responsabilità civile di quello che scriviamo e di come lo scriviamo. E dall'altro immaginavamo di poter capire come
l'inversione di un passo che aveva riguardato tutta la mia generazione. Io ho 44 anni, dentro il gruppo c'è gente molto più giovane e qualcuno più grande di me, che era quello di essere un po' i figli della geopolitica. Noi venivamo tutti da una stagione della geopolitica, per cui ti rendevi conto che a un certo punto, davanti a un terribile massacro o davanti a una certa situazione, quello che ti trovavi sempre a raccontare era il paese X contro il paese Y, quindi un discorso che si spersonalizzava e si disumanizzava sempre di più, e senza volerlo finivi per fare il gioco della normalizzazione dell'orrore. Io lo cito spesso. Durante quella guerra del 2009 in Israele intervistai uno dei fondatori di un'associazione israeliana che si chiama Breaking the Silence. Breaking the Silence è formata da ex soldati delle truppe speciali israeliane che a un certo punto, con una operazione, con un moto di obiezione di coscienza, denunciavano i crimini commessi durante l'occupazione militare. Lui mi raccontava e mi diceva questo: io ero sconvolto da quello che vedevo in quei giorni e ricordavo come, ero ragazzino all'epoca, però dopo i massacri dei campi di Sabra e Shatila, 500.000 persone in Israele scesero in piazza chiedendo giustizia e chiedendo una commissione d'inchiesta che chiarisse cosa era stato fatto in Libano. In quei giorni tutti i giornali davano il consenso all'operazione militare all'80%, al 90%, quindi ero anche disarmato di fronte a una società che frequentavo già all'epoca da una decina d'anni e che non riuscivo più a capire, sentivo quasi non avere più gli strumenti per interpretarla, no? Cioè, dove era finita tutto il resto della società israeliana che si opponeva a quell'orrore. E lui mi rispose in maniera abbastanza disarmante ma molto anche illuminante. Lui dice: sai, se tu sposti la soglia della morale ogni giorno un po' più in là, se tu ogni giorno fai qualcosa di peggio di quello che hai fatto il giorno prima, quello che hai fatto il giorno prima lentamente si normalizza. E mi sembrò una straordinaria Polaroid di quello che stava accadendo in quel periodo storico, che possiamo più o meno tutti collocare intorno al 2001, dal 2001 in poi, dall'attacco alle Torri Gemelle in poi, e che io vivevo, stavo raccontando, ma che facevo sempre più fatica a comprendere anche, no? Perché accelerava per certi versi. Ecco che la geopoetica ci sembrava lo strumento ideale per invertire il senso del racconto, e quindi quelle persone che finiscono per essere sempre l'oggetto del racconto, che finiscono per essere sempre l'oggetto di macro processi, diventavano invece la nostra chiave per interpretare quei processi, perché sempre sulle loro vite insistevano quegli stessi processi. E quindi rimettere il micro al primo posto, per poi arrivare al macro, perché sempre questo rimane il nostro lavoro, però partendo dal micro, e farlo con un linguaggio narrativo. Che cosa si intende? Non è letteratura, è giornalismo, che però sia capace anche di farsi leggere, che sia capace di creare non più un'empatia, perché su quello probabilmente si è creata una forma di saturazione, perché da un lato c'era una profonda ingiustizia di mettere alcune persone, anche con le migliori intenzioni, sempre confinate in un ruolo di vittima. Nessuno nasce profugo, nessuno nasce migrante, c'è sempre un processo umano, economico, sociale alle spalle di determinati movimenti, di determinate situazioni, e ridargli la dignità della sua storia, la dignità del suo racconto, facendolo attraverso un giornalismo, un racconto di realtà che provasse ogni giorno, sforzandosi, mettendosi in gioco, a decontaminarsi da tutta una serie di linguaggi, a volte anche empatici, ma spesso comunque sbagliati, a decolonizzare il linguaggio che usavamo nel nostro lavoro. Attorno a quest'idea, che appunto sintetizziamo come geopoetica, nasce questo collettivo che, appunto, come diceva Alessandro, continua a farlo sul web, e che però, questo è il secondo numero, quindi un anno fa ha deciso di darsi anche una forma cartacea. Voi avete facoltà di intervenire in qualsiasi momento, non solo nella parte finale, basta che alzate la mano e intervenite, perché è un discorso aperto. Quindi questo giornalismo è una forma di resistenza, perché una forma di resistenza attiva, partecipata, perché se il potere è tornato oggi ad esercitare la sua potestà decretando tante sfaccettature di cittadinanza rispetto alla popolazione che abbiamo di fronte, ma anche e soprattutto esercita la propria sovranità sul diritto di vivere o di morire, perché quello che accade sul Mediterraneo è il potere che decide se tu puoi vivere o puoi morire.
e un indietreggiamento notevole sul piano dei diritti, che restituire la dimensione narrativa alle persone che abitano il mare, ma che abitano anche quel lungo percorso prima del mare, e che anche quel percorso che il mare magari non lo tocca, ma semplicemente ha un fenomeno di movimento che fa parte della storia dell'uomo, come della storia anche degli animali e di qualsiasi altra specie che vive la Terra, è una forma di resistenza abbastanza forte. Siamo al secondo numero, il primo numero trattava i confini, questo numero tratta l'identità, il numero successivo tratterà la paura. Perché scegliere un tema e da un tema raccontare le storie? Ti dirò di più, scegliere una parola. È nato anche questo processo da un confrontarsi con quello che è il DNA del nostro lavoro, della nostra vita, le parole. Oggi, mentre pranzavamo, si parlava del senso della parola sicurezza, no? Quest'ultimo ventennio ha impattato da tanti punti di vista. Uno degli aspetti di impatto devastante è stato quello di dare un senso diverso a tutta una serie di parole. Quindi sentivamo anche il bisogno di immaginare una sorta di lessico, una sorta di nuovo vocabolario con il quale confrontarsi, che partiva da una parola, appunto muri, identità e paure, per poi riuscire a esplodere quel concetto in tutti i linguaggi possibili e in tutte le sue declinazioni. Perché una delle cose che ci portiamo dietro come giornalisti da tanto troppo tempo è quello un po' del non avere più il coraggio di difendere la complessità. Spesso ti trovi ad andare in giro e non è colpa di nessuno, no? Però a me è capitato per tanti anni della mia vita. Tornavo dall'Afghanistan e più o meno mi si chiedeva ma vabbè, ma chi ha ragione? Ma quindi come si risolve la questione in Afghanistan? Piuttosto che ma quindi in Libia chi è buono e chi è cattivo? E tu facevi una gran fatica a cercare di spiegare che se questo mestiere cerchi di farlo bene, quindi occupandoti di un quadrante, studiandolo per tutta la vita, continuando ad andarci regolarmente, quello che impari anno dopo anno è la complessità. Quello che impari è che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. E il nostro ruolo, il nostro lavoro, il nostro senso nella società è quello di continuare a fornire dubbi, continuare a fornire domande sulla complessità, non tentare di essere ammiccanti verso una rapida soluzione. E allora la complessità ci tornava come un'immagine riflessa in una sorta di lessico con il quale confrontarsi e ridare anche alle parole il senso della loro complessità. E allora nel primo numero i muri, come diceva Alessandro, sono i confini, sono i nuovi muri, sono i muri che celebrati 20 anni dopo, perché il numero ovviamente usciva nel 2019, quindi era il trentennale della caduta del muro di Berlino, ci deve portare a capire da un lato un aspetto molto fisico, anche tradizionale del giornalismo. Il primo reportage di quel numero era un mio reportage dalla tripla frontiera fra Grecia, Turchia e Bulgaria. Quindi molto fisico, i nuovi muri, perché oggi abbiamo il triplo dei muri che c'erano nell'89 quando ne celebravamo la caduta di uno? Perché nel nostro immaginario il muro di Berlino ha un evento così simbolico, avendo generato 173 vittime, e anche il più stupido dei muri di oggi ha sulla coscienza migliaia di persone? Perché non raccontare che i muri di oggi non hanno neanche la dignità della politica, non hanno neanche la dignità della storia, sono muri semplicemente resi sempre più letali per il solo scopo di rendere sempre più pericoloso, brutale e feroce il viaggio che comunque delle persone faranno. E quindi da un lato c'era, come dire, l'approccio classico, no, del giornalismo, il reportage, l'inchiesta, dall'altro però volevamo sempre immaginare che ogni declinazione fosse quella della complessità. E allora i muri sono quelli che dividono le nostre città a livello di diseguaglianze economiche, i muri sono quelli della comunicazione. Proprio Isidora aveva curato un bellissimo pezzo nel primo numero, quello del muro, della possibilità di comunicare fra di noi, e c'erano i muri che società che si ritengono realizzate ancora
pongono rispetto alle minoranze della propria società, a chi ha una disabilità e così via. Lo stesso discorso è stato esploso nel numero identità, per cui in un periodo che sta ritrovando una forte narrazione aggressiva sull'identità, l'identità come qualcosa che ti definisce anche, contro la tua volontà, che ti impone di definirti, di schierarti, di essere qualcosa, di poterti riconoscere in qualcosa a scapito di qualcun altro. Ecco, noi abbiamo immaginato di raccontare l'identità invece che come sottrazione, come somma. Ciascuno di noi è un processo, ciascuno di noi è la somma di una serie di esperienze. L'abbiamo fatto con, anche lì, reportage classici, in questo caso il reportage di Angelo Miotto dai Paesi Baschi, quindi questa identità che diventa allo stesso tempo arma, condanna, ma scoglio al quale aggrapparsi, però fino ad arrivare a esplorare l'identità sessuale rispetto a un luogo della privazione della libertà come il carcere, raccontando la storia di questo processo, di questo progetto pilota del carcere di Bologna rispetto all'identità sessuale in transito, per cui il carcere ragiona in senso binario, maschile o femminile, ed è un'istituzione che non solo non riesce a inseguire il suo scopo costituzionale di reinserimento, ma diventa sempre più un luogo della punizione, ma addirittura non riesce neanche a stare al passo con i tempi di una società che cambia e continua a definire nel ciclo della punizione anche una serie di persone che ne restano escluse da questo spazio binario, e così via, fino ad arrivare alle paure che sono è il numero che uscirà in autunno ed è legato alla stagione che abbiamo vissuto tutti quanti, ma che paradossalmente non parlerà del Covid volutamente, cioè qualcosa che invece ambisce a capire il rapporto che abbiamo sviluppato a livello sociale con la paura di morire, con la paura dell'altro, con la paura di viaggiare, con la paura del contatto fisico e così via, fino a una serie di paure che sono legate alle nostre società, e per cui oggi la paura del lavoro è diventata una malattia delle nostre società. C'è tutta una generazione che è riuscita a costruire una serie di sicurezze che non erano solo delle sicurezze economiche, che non erano solo delle sicurezze sociali, erano anche e soprattutto delle sicurezze psicologiche. Oggi c'è tutto un mondo che si muove perennemente fino a un'età importante su un filo della precarietà, che non possiamo immaginare che non lasci delle conseguenze a livello interpersonale, a livello di visione della società. Cioè il lavoro non è solo uno stipendio, il lavoro è gran parte del nostro tempo in vita, e sono relazioni umane, sono relazioni con lo spazio, e quella paura, quella generata da quel precariato di non essere mai arrivato a una situazione in cui ti puoi rilassare, è qualcosa che segna profondamente le persone. E quindi ecco che partiamo da una parola per raccontare la complessità, perché crediamo che il giornalismo questo debba fare, debba stimolare dibattito, debba essere capace di prendere le voci che hanno senso. Quindi non è solo il discorso di avere tutte le voci possibili. Su questo ci tengo a dire una parola e ti ripasso la palla. Io credo che ieri ci sia stata a Roma una pagina non brillante di questo paese, come ce ne sono purtroppo tante negli ultimi tempi, ma sospendo il giudizio, quello è personale, entro invece nel merito giornalistico. La visibilità mediatica che viene data a un gruppo di 500 persone non va bene, perché se il nostro ruolo è anche quello di aiutare le società a capire non tutti i pareri, non tutte le voci hanno pari legittimità. Bisogna stare attenti anche ancora a fare un lavoro che l'opinione pubblica ci chiede, che è quello di verifica di chi ha i titoli per parlare, a che titolo parla e a nome di quante persone parla e in che modo si è fatto portavoce di queste persone. Questa è una griglia che non viene più usata a nessun livello del giornalismo mainstream e che per noi rimane una cosa gravissima, perché uno dei ruoli civili del giornalismo è anche quello di aiutare i lettori a capire il peso specifico della voce che sto ascoltando. E allora, di tutti i pareri possibili, devono essere tutti certificati da un lavoro giornalistico alle spalle che va a indagare quanto pesa, quanto è credibile, quanto è reale
quel parere, perché se no si ottiene un frastuono di pareri che finisce per azzerare la possibilità di farsi un'opinione. Un esercizio ricorrente di geopoetica applicata al giornalismo è raccontare le diverse interpretazioni del medesimo spazio pubblico. Questo accade sia al cospetto di un conflitto, ma anche rispetto alla complessità della storia. Ed è un esercizio che andrebbe fatto nelle scuole quando si racconta un'epoca storica, quando si racconta una guerra, quando si racconta un territorio. In questo numero è fatto nel restituire la vita di alcuni scrittori o di una letteratura nazionale fino ad arrivare a chi degli eteronimi ci ha costituito la propria identità. Ed è molto bella la parte letteraria dei 3 articoli di questo numero. C'è la complessità della vita e dell'opera di Vasily Grossman, che bene o male ha recepito tutto il male del Novecento sulla propria esistenza, sulla propria identità politica. E poi c'è la letteratura nazionale palestinese. Fa effetto leggerla dopo la vita di Grossman, perché ti rendi conto di come si sia costituita in un certo senso sullo stesso piano della potenza precoloniale e postcoloniale, che sempre coloniale è rimasta, dovendo lavorare sullo stesso registro. E questa cosa ha fatto un'assonanza notevole con l'incontro che invece abbiamo assistito ieri insieme al poeta Ali Salem Iselbu, che sul terreno della lingua della potenza coloniale, che è una lingua in antitesi diversa della potenza coloniale invece dello Stato che lo occupa in questo momento, che è il Marocco, cercava la legittimità della lingua coloniale, di essere riconosciuto all'Istituto Cervantes. Ha fatto abbastanza impressione perché l'Istituto Cervantes è presente in Marocco, c'ha una sede molto forte a Tangeri dedicata a Goethe solo. Allora, per lavorare sull'unica città che ha come seconda lingua lo spagnolo rispetto alla seconda lingua francese di tutto quanto il resto del Marocco. E quanto la lingua è importante per l'identità. Noi lo leggiamo nell'articolo di Angelo Miotto, che ci racconta i Paesi Baschi e anche le contraddizioni e la complessità dei Paesi Baschi, perché non è solo un laboratorio politico di cercare di costruire un'economia diversa o relazioni sociali diverse, no? Anche nella tensione basca e nell'identità basca c'è anche il capitalismo delle banche, c'è anche il riprodurre un modello che un'altra parte basca contesta. E quanto la lingua faccia parte, che è anche un tema molto ben descritto nella pagina del racconto di Sidora, viene in mente anche la lingua di questa terra e quanto l'Italia sia abbastanza incapace di promuovere il proprio pluralismo linguistico. Insomma, da una parte lo affranca quasi come risultato della Prima Guerra Mondiale, allora in alcune parti è anche legittimato in termini amministrativi, in altra parte in termini narrativi e amministrativi non è assolutamente sostenuto come altrove. Ed è bello leggere una rivista perché poi la si paragona all'esperienza personale e si hanno più elementi per poterla decifrare. E dato che siamo a un festival di poeti, perché poi per la lingua volevo sapere se avete qualcosa da dire voi, insomma, quando ci rapportiamo nei confronti di una persona, quante lingue ha questa persona, ma soprattutto queste lingue, quanti aspetti della propria personalità rappresentano? Un migrante c'ha la lingua dell'intimità, dell'infanzia, dell'affetto, della sua sfera affettiva, poi c'è la lingua della mediazione, del passaporto, del confine, la lingua per cercare di spiegare perché vuole sopravvivere, come vuole sopravvivere, perché rivendica una cittadinanza universale. E poi c'è la lingua invece del compromesso, della terra d'approdo. Incontrare una persona e chiedersi quante lingue ha è una porta d'accesso alla sua cultura, alla sua esistenza. E quanto un giornalista invece abusa dei poeti, nel senso che il giornalista che lavora sulla geopoetica usa il poeta come fonte di notizia, per cercare di capire subito qual è il contesto culturale, il contesto di cittadinanza che si parla. Io penso alla Bosnia, che i poeti ci hanno aiutato molto a capire la Bosnia. Izet Saralic ci raccontò la vedovanza di una guerra civile, come la si subisce. Sidan ci ha raccontato i genocidi sui fiumi, che
verrebbe da impallidire paragonandolo a Ungaretti, nel senso la retorica del fiume della Prima Guerra Mondiale rispetto alla retorica dei fiumi di qualche guerra fa del nostro continente. Tu che rapporto hai con i poeti delle terre che vai ad affrontare? Occupandomi di Medio Oriente e Balcani, ovviamente gli esempi che hai citato sono assolutamente fondamentali, ma questo anche, come dire, per capire a volte le relazioni con quell'aspetto che troppo spesso si ritiene secondario rispetto al primo livello del racconto, che è quello del fatto. Il fatto che rimane il punto di partenza, il punto di arrivo del nostro lavoro, se rimane a una dimensione finisce per essere poco utile nel racconto, perché il fatto è da dove parto, il fatto è dove arrivo nella verifica dei fatti, nel racconto dei fatti. Se però non riesco a capire come quel fatto si è concretizzato, da dove arriva, e ho perso un pezzo molto importante dell'analisi che tento di fare di una questione. Quindi oltre all'aspetto balcanico, ma c'è tutto un mondo ovviamente che ruota, c'è un pezzo nel nostro numero sull'identità meraviglioso di Francesca Caprini dalla Colombia, che racconta il primo sindaco di una indigeno, una donna della tribù degli Uwa, no? Ecco, per loro la sopravvivenza della lingua è stato quel filo rosso che lega ancestralmente tutto quello che è capitato alla Colombia negli ultimi anni all'idea di essere ancora vivi, no? Cioè, finché qualcuno usa queste parole è ancora vivo, vuol dire che c'è un mondo che è ancora vivo, fino ad arrivare alla Palestina, di cui mi occupo da tanti anni, da 20 anni. Silvia Moresi ha raccontato probabilmente l'uomo, il poeta che più di tutti è riuscito a legare attorno a una lingua, legare attorno a una poetica, un'identità, che è Mahmoud Darwish con la questione palestinese. Io credo che nella vita, pur avendo avuto il pregio e la fortuna di viaggiare tanto, di raccontare tanti mondi, raramente ho visto un legame così forte di una comunità attorno a una poesia che si faceva identità, no? Cioè, quella poesia era capace di raccontarti il sentirsi palestinese, non solo i palestinesi. Non sono un poeta, però è stata davvero una matrice fondamentale per arrivare anche a capire determinate forme di resistenza politica, fino ad arrivare alla memoria. Se c'è una cosa che mi ha insegnato il mio mestiere è che facevi una gran fatica a entrare in un meccanismo che non fosse orientalista e quindi pieno di stereotipi che ti portavi dietro dalle tue letture di formazione, dai tuoi primi incontri, senza entrare a capire bene il meccanismo di come certe storie fra gli attori che sono coinvolti si raccontano, si sedimentano, si passano di generazione in generazione, e anche la memoria e parole, fino ad arrivare al racconto di periodi storici, no? Io sto terminando un progetto di 2 anni, un progetto di lungo termine sull'Albania. Ecco, la dittatura albanese, gli anni del regime di Enver Hoxha non si possono spiegare in alcun modo se non con il silenzio. Cioè, in ogni intervista, in ogni persona che incontriamo, quello che emerge è come facevi a sopravvivere riducendo al minimo possibile le parole che usavi, perché sapevi che ogni parola poteva comprometterti, no? E c'è questo redattore di un giornale, Zero i Populit, che era un giornale del partito, era un giornale ufficiale a Tirana, che a un certo punto in Albania funzionava così: quando un membro della famiglia cadeva in disgrazia per qualcosa che a livello politico, a livello dottrinario era successo, tutta la sua famiglia finiva attenzionata in un dossier. Lui era il figlio di un pezzo grosso del Politburo del Partito Comunista Albanese. Quando suo padre cade in disgrazia, lui entra in questa dimensione, per cui ci raccontava di aver lavorato per 30 anni in quel giornale e di essere riuscito a dire probabilmente 10 parole al mese per 30 anni. E per cui quando io gli chiedevo cosa avesse provato il giorno in cui era morto Enver Hoxha, quando era cominciato quel processo che poi era arrivato, e lui diceva: ecco, mi rendevo conto che ormai non avevo più parole per raccontare la mia
la mia libertà, no? Cioè, avevo perso le parole che mi servivano per raccontare, poi è diventato un grandissimo scrittore, però quindi la poesia, ma non solo la poesia, cioè ovviamente la letteratura, il racconto, l'autoracconto, la memoria sono tutti strumenti che ti permettono, non in maniera esaustiva, non come unica fonte assolutamente, ma come una delle fonti fondamentali dalle quali partire quando in maniera totalmente non sufficiente provi a raccontare delle dinamiche, perché i fatti senza le parole, le persone senza il racconto che portano con loro, senza il bagaglio della loro storia, ovviamente si fa fatica a comprenderle. È un meccanismo geopoetico anche questo, ci sono luoghi interi che sono ovviamente la somma delle storie di chi li ha attraversati, abitati, di quello che è capitato in quel posto. E a volte è anche in questi macro contenitori che si trovano tutte le parole che ti permettono poi di avere una visione d'insieme e che nel lungo periodo si può fare reportage, si può fare documentario, si può fare libro. Il poeta che c'è in questo numero è raccontato in una maniera insolitamente goliardica e divertente, che è Fernando Pessoa, perché diciamo lo stratagemma delle diverse interpretazioni del medesimo spazio pubblico Pessoa le attua tutte. Le attua solo lui, attribuendo ad altre personalità le differenti prospettive. E lui, l'autore dell'articolo, giustamente si interroga dicendo che c'è una certa tradizione che lo attribuisce come poeta conservatore, ammiccante verso le monarchie, ammiccante verso i regimi totalitari, e invece c'è una cosa a sua firma che sembra più che pessoiana quasi attribuibile a Karl Kraus, quando dice in Italia con Mussolini i treni arrivano puntuali, se sei a Milano e ti fucilano il papà a Roma arrivi puntuale al funerale. Ed è particolare vedere la scelta di inserire Grossman, poi la letteratura palestinese e poi avere un Pessoa non visto con altre lenti, perché non sono altre lenti, ma giustamente contestualizzato in questo senso. Come avvengono le scelte dei pezzi? Abbiamo sostanzialmente immaginato alcuni spazi, quando mi ha presentato Alessandro, ho dimenticato di dirlo, giustamente diceva condirettore, nel senso che il nostro è sempre stato un meccanismo di gestione duale di questo gruppo, fra me e Angelo Miotto. Quindi dal primo brainstorming che riflette intorno alla parola, al perché quella parola, perché ci sembra importante e così via, comincia poi un'apertura progressiva in base a come noi immaginiamo che questa parola possa essere declinata, quindi a volte pensiamo a delle persone che possono avere quella penna, quella caratteristica, e Marcello Sacco, che è l'autore del pezzo che citava Alessandro, ci sembrava perfetto, uno dei più grandi studiosi di Pessoa, vive e insegna a Lisbona da tanti anni, e Marcello è riuscito a cogliere perfettamente la nostra idea dell'identità. Pessoa cosa fa? Gli eteronimi, Pessoa crea una serie di alter ego che sostanzialmente lui riesce a concretizzare quel dibattito che nella Portogallo di Salazar era una merce che ormai era scomparsa, lo rende possibile in una serie di confronti con altri da sé che portano i punti di vista diversi, no? Altre volte invece c'è una call pubblica sulla pagina del Facebook del nostro giornale, dove lanciamo la parola e vediamo gli stimoli che ci arrivano dall'esterno, e devo dire che è molto interessante, molto affascinante, perché quella famosa complessità che cerchiamo la troviamo in tutta una serie di chiavi di lettura, di spunti, di interessanti punti di vista con i quali poi ci confrontiamo, e come sempre è giusto che sia e deve essere, c'è una sintesi, una scelta che poi ci porta a immaginare questo oggetto che poi si concretizza dopo tanti mesi di lavoro, perché abbiamo scelto il semestrale perché era anche il formato che ci possiamo permettere, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista di lavoro, sia dal punto di vista anche del tipo di pezzi che scriviamo, perché ovviamente immaginiamo pezzi che poi vengano letti davvero, quindi comunque i 6 mesi ci sembravano un tempo giusto in un momento così frenetico anche del tempo sottratto alla lettura, per avere uno spazio culturale reale
con il quale poi confrontarsi. Il numero incomincia con un omaggio e un saluto a Gianni Mura. Insomma, quest'anno, che è un anno difficile, per chi cerca consolazione nel giornalismo e anche nella letteratura giornalistica, la perdita di Gianni Mura è una brutta perdita. È anche il primo campionato di calcio che incomincia senza l'intervista al campionato, e lui riusciva a dare una personalità anche a una cosa così astratta e così sintesi di tante disgrazie come il campionato di calcio italiano. Lui e Angelo hanno avuto un rapporto particolare, lo hanno avuto come direttore un'esperienza precedente che ha portato a questa esperienza. Ce lo racconti? Gianni è stata la pagina fra le altre più triste, nel senso che ovviamente una dei drammi che abbiamo vissuto in quel periodo particolarmente brutto di febbraio, marzo, aprile, che tutti conoscete, è stato quello a volte di vedersi negato anche la possibilità, no, di salutare degnamente una persona. E Gianni purtroppo è morto il 21 marzo e l'abbiamo voluto salutare perché Gianni è stata una figura, secondo noi, al di là del rapporto personale, è stata una figura della cultura italiana, è stata una figura del giornalismo italiano che ha dato un senso. Io dico sempre, quando faccio lezione ai ragazzi nei laboratori di giornalismo, se a un certo punto non riesco a spiegare fino in fondo cosa significa giornalismo narrativo, dico andatevi a leggere Gianni Mura, no? Cioè la capacità di usare una partita di calcio per raccontarti la lotta di classe, usare una canzone di un cantante anarchico francese per raccontarti il ciclismo nelle valli di Bergamo negli anni 50. Ecco, lui si sapeva muovere sui registri della geopoetica, quella vera, nel senso quella partecipata, quella vissuta, quella vista con i propri occhi. La prima volta che gli ho detto che lo intervistavo perché volevo fare un lavoro sul giornalismo narrativo, mi ha tenuto mezz'ora a farsi spiegare cos'è il giornalismo narrativo, e poi alla fine mi fa: quindi il buon giornalismo. Io dicevo, sicuramente nella tua generazione era così, nella nostra è un po' più complicato, per cui gli abbiamo dato un nome. Però Gianni è stata una figura molto importante, noi l'abbiamo avuto come direttore e ci volevamo omaggiarlo perché a volte Gianni, come altre persone, si è autoconfinato in una dimensione quasi relativa, no? Cioè lui ha anche sui suoi tristissimi stampati artigianalmente biglietti da visita aveva sempre scritto cronista sportivo, perché lui così in realtà si proteggeva ovviamente dall'essere invece quel bravissimo scrittore che era, quel bravissimo intellettuale che era. E quindi sì, è una figura che mancherà molto, è tutta una generazione di penne particolari. L'altra sera al Festival di Mantova stavamo preparando l'edizione, che sarà in parte live e in parte no, e si discuteva attorno alla figura di Alberto Arbasino, no? Cioè quanto ci sarebbe bisogno oggi di persone capaci di raccontare la società con quella penna, con quel passo caustico, con quell'intelligenza. E non è vero che non ci sono, assolutamente, non è assolutamente vero che non ci sono. Il problema è che nei macro contenitori che ne facevano discorso nazionale c'è un'oggettiva crisi, c'è un'oggettiva crisi di ricambio generazionale, c'è una crisi di ambizione di raccontare la società, e quindi il vero problema è che i nuovi Gianni Mura, i nuovi Alberto Arbasini e così via fan fatica a trovare un contenitore di visione nazionale. Ecco, per cui non c'è nessuna dietrologia, e Gianni era il primo che lo diceva i tempi d'oro. I tempi d'oro hanno sempre a che fare con le voci di chi li sa raccontare. Il problema è che la generazione di Gianni entrava a Repubblica a 30 anni e aveva un pubblico alla sua altezza, dico io, no? E poi invece oggi è tutto un'esplosione di circuiti indipendenti che si fa fatica anche a conoscere, si fa fatica a seguire. E chiudo su Gianni dicendo che alla fine l'idea di avere il coraggio di raccontare la società, di raccontare i grandi problemi attraverso le piccole storie è una lezione di giornalismo che almeno sicuramente, come dire, in maniera indegna, ma avendo avuto la fortuna di averlo come maestro, non vale solo per un rapporto personale, ma credo ancora oggi che
la capacità più grande sta nello spiegare il meccanismo più complesso del mondo attraverso la vita di tutti i giorni, perché altrimenti si crea un divario rispetto al nostro portare i grandi temi nella vita quotidiana, che non è mai buon giornalismo. Ultima cosa, io e Cristian ci incontriamo più o meno 2 volte all'anno in occasione di piccoli corsi che io cerco di fare in maniera frequente di giornalismo a migranti. Questo perché dare consapevolezza e dare strumenti è altrettanto bello quanto narrare le cose che si incontra, e soprattutto dare una pratica di cittadinanza, perché la cittadinanza, prima dicevamo che il potere esercita la propria sovranità sulla vita e la morte, la cittadinanza va esercitata dal basso, va conquistata, va praticata, perché l'istituzione del potere lo devi mettere in condizione di dovertela dare, e non c'è arma, a mio avviso, migliore di quella di dare non la capacità, perché ce l'hanno da sola, non gli strumenti, perché uno smartphone adesso è uno strumento di produzione, post-produzione, pubblicazione, diffusione, ma di dare semplicemente la consapevolezza che è possibile farlo, che è doveroso farlo, che è necessario farlo, e che è una pratica di cittadinanza e di resistenza. Di questa esperienza, e che importanza ha per te, se può essere una chiave di volta di conquista di cittadinanza, volevo chiedere che ne pensi. Beh, sulla cittadinanza assolutamente sì, nel senso che prima abbiamo citato un grande poeta bosniaco. Ecco, io penso che come ha saputo raccontare Sarajevo, quindi cos'era l'idea di essere, poco prima che scoppiasse la devastante guerra negli anni 90 nell'ex Jugoslavia, si tenta, anche per motivi non nobili, di una sorta di mappatura della popolazione. Quindi per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, i cittadini dell'ex Jugoslavia si vedono recapitare un format di censimento nel 91, dove si chiedeva alla gente di definirsi le identità, no? Musulmano, cattolico, ortodosso. Tantissima gente, quasi la maggioranza, poi quel censimento si è perso nel collasso dello Stato dell'ex Jugoslavia, a penna aggiungeva jugoslavo, no? Perché quello era abituato a essere, quello era abituato a sentirsi, quello era abituato a pensarsi. La cittadinanza è il livello di incontro, l'agorà di incontro che ti porta a essere la somma delle tue storie, ti porta a essere quello che tu senti di essere, ti porta a tenere le esperienze che ti hanno segnato in maniera positiva e magari a rimuovere quelle che ti hanno segnato in maniera negativa. Voi immaginate oggi, per un richiedente asilo, quanto possa essere devastante l'esperienza di capire che il tuo destino, quindi avere o meno la concessione di una protezione internazionale, dipende da quanto tu riuscirai a rendere drammatica e terribile la storia che ti ha segnato. Quindi il trauma da cui tu sfuggi, il trauma che come ogni essere umano tenti di dimenticare, di superare, di rifarti una vita, diventa l'elemento decisivo del tuo futuro. Per cui è a quella storia che devi stare attaccato tutta la vita, a quel trauma che ti verrà chiesto di raccontare ossessivamente in 10 sedute della commissione per i richiedenti asilo. Voi immaginate che forma di violenza è questo, no? Ecco che questo progetto che facciamo assieme, ma in generale un cammino che c'è stato in questi anni anche rispetto a chi fa il nostro lavoro, sono d'accordo con Ale, la questione non è darti gli strumenti, no, in maniera, come dire, né pratica, fisica né teorica, ma è uno scambio di competenze, perché da un lato il diritto a raccontare la propria storia è importante, dall'altro una somma di autoracconti senza filtri, senza verifiche, senza complessità, senza che il proprio dolore, la propria storia, i propri sogni e le proprie ambizioni vengano messe in contesto, in confronto, non produce cittadinanza, produce una serie di storie staccate, produce una serie di rancori, spesso e volentieri di divisioni. Ecco che dare gli strumenti a volte significa questo, significa fare della propria storia, fare del proprio racconto, del mondo che si vuole raccontare, del disagio che si vuole raccontare, restituire la visione globale, restituire quell'interesse per cui anche nel giornalismo i grandi maestri come Gianni ti insegnavano che
Tutte le storie sono importanti, ma ce ne sono alcune che parlano di un mondo e quello è giornalismo. Ce ne sono altre che parlano di quella persona e sono altrettanto preziose, ma quella è letteratura. In questo spazio c'è il giornalismo narrativo, che è quello che con i nostri limiti proviamo a fare. Poi capita che cerchi di formare un giornalista e ti esce un poeta. Grazie per averci sopportato, buona serata. Grazie. E grazie ancora ai nostri ospiti. Noi ci rivediamo per gli 2 appuntamenti serali a partire dalle ore 21. Grazie.